Si è svolta domenica la 21ª edizione del premio letterario Alessio Di Giovanni. La cerimonia di premiazione si è svolta alle ore 18 presso la sala del Consiglio Comunale di Raffadali. Il premio è stato organizzato dall'Accademia Teatrale di Sicilia, presieduta da Tonino Arambello, con la direzione artistica di Enzo Alessi, con il patrocinio del Comune di Raffadali, presente per l'occasione il Presidente del Consiglio Tonino Scifo, della Capit e della Proloco di Raffadali. La cerimonia è stata condotta da Maria Giuseppina Terrasi. Sono stati consegnati i premi ai vincitori delle sezioni Poesie e Racconti del concorso letterario, i premi speciali dati a varie personalità, organismi ed enti che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno. Tra i vincitori della sezione della 21ª edizione, il primo premio per la poesia in lingua italiana è stato assegnato a Vito Falco di Menfi. Per la poesia in lingua italiana, primo classificato a Carmelo Capraro di Agrigento. Per il concorso racconti, primo classificato il premio è andato a Giuseppe Zambito di Siculiana, secondo classificato a Maria Concetta De Marco di Agrigento, terzo classificato Antonio Patti di Favara. I premi speciali sono stati così assegnati per il settore impegno a legalità ai volontari di strada di Agrigento, al maresciallo Paolino Scibetta, comandante della stazione dei Carabinieri di Ancona, ad Angelo Sicilia, Pupi per la legalità di Palermo. Per il teatro, settore professionisti, è andato a Gaetano Aronica di Agrigento, per il settore amatoriale all'Associazione Teatrale Culturale Arcobaleno di Favara. Per la promozione culturale ha assegnato il premio all'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Per l'occasione ha ritirato il premio alla professoressa Angelo Indelicato. All'avvocato Giuseppe Taibi di Agrigento nella sua qualità di presidente regionale del FAI, alla Farm e Cultural Park di Favara, rappresentata dal dottore Liotta. Per la musica, Osvaldo Loiacono di Agrigento, Mauro Schembri di Agrigento e Don Giuseppe Pillitteri, Una vita per la musica. Per le tradizioni popolari, nel settore letterario, premiato Marco Scalabrino di Erice. Per il settore musicale, a Lea Velle al gruppo Diapason di Realmonte, al Quartet Folk di Agrigento. Per la promozione della cultura e della legalità nelle scuole, alla dottoressa Vincenza Ierna, dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo di Agrigento. Alla professoressa Elisa Casalicchio, dirigente scolastica dell'Istituto Professionale Enrico Fermi di Agrigento. Per la fotografia ad Angelo Petrone di Agrigento. Per la narrativa a Cristian Bartolomeo di Raffadali. Per la pittura alla Carmelina Guarneri di Agrigento. Per la promozione libraria ad Alessandro Accurso Dagano. Premio speciale della direzione artistica è stato assegnato dalla giuria alla Questura di Agrigento. Il premio speciale per la presidenza è andato invece alla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, presente con una folta delegazione al ritiro del premio, rappresentata dal comandante Filippo Maria Parisi. La conclusione si è conclusa con l'assegnazione dei premi speciali nel settore scuola, all'Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Mondaccini di Agrigento, all'Istituto Comprensivo Livatino di Porto Empedocle, all'Istituto d'Arte Bonachia di Sciacca, all'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, all'Istituto Amato Vetrano di Sciacca, all'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Agrigento, rappresentata dalla dirigente scolastica Nellina Librici. Il premio Alessio Di Giovanni anche quest'anno si è realizzato con il concorso del Comune, della Capit e della Proloco e di coloro, specialmente le giurie, che lo hanno ampiamente sostenuto. Ma io voglio mettere in risalto il valore oggi, col premio Alessio Di Giovanni, della lingua siciliana, che diventa ormai materia di studio a scuola. È una grande soddisfazione per uomini come Buttitta Di Giovanni, che a questa teoria, che oggi è concretezza, spesero la loro vita. Io ringrazio tutti i presenti, per questa grande manifestazione e dico solo grazie per la presenza e la partecipazione. Questo è un evento che ogni anno Raffadali ci tiene e come amministrazione devo dire che faremo di tutto per continuare negli anni successivi questo tipo di manifestazione culturale. Continueremo il nostro impegno con il Comune di Raffadali, con l'ATS, l'Accademia Teatrale di Sicilia, affinché si organizzerà la 22ª edizione del Premio Alessio Di Giovanni.